Buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con l'approfondimento del lunedì sera. In questa puntata parliamo della giornata mondiale del malato, in particolar modo di quello che è anche l'impegno e l'attività non solo professionale dei tanti operatori sanitari che lavorano sul nostro territorio. In particolar modo in avvicinamento proprio alla data di domenica prossima, quindi alla celebrazione della giornata qui in diocesi, c'è stato anche un incontro importante tra il Vescovo e gli operatori sanitari. Di tutto questo ne parleremo con i nostri ospiti che vi presento e che sono Don Mario Cagna, responsabile della Pastorale della Salute per la nostra diocesi, benvenuto. Buonasera, grazie. Giorgia Gollo, psicologa dell'Hospice di Chiavari, benvenuta in studio. Buonasera. E Luca Manfredini, che è il direttore del Guscio dei Bimbi, cure pediatriche, palliative pediatriche dell'ospedale Gaslini di Genova. Buonasera a tutti. Anche a lei. Allora, iniziamo proprio da questo incontro che c'è stato a livello diocesano, un incontro che ha richiamato anche tanti operatori sanitari, anche tanti volontari che operano negli ospedali della diocesi, un modo per ascoltare. Il Vescovo si è messo in ascolto degli operatori sanitari, forse questo era anche l'obiettivo. Don Mario, come è andata e che cosa anche è stato raccolto da questo appuntamento? Mi sembra che sia andata molto bene sia come risposta come numero dei partecipanti, che è stato un bel numero, e anche come qualità della presenza e del gradimento dell'incontro, che è stato in qualche modo voluto dal Vescovo come un momento di ascolto delle esigenze degli operatori e della loro persona. E poi un po' la serata è girata su una domanda, che è la domanda come stai, che l'operatore deve fare nei vari ruoli che tu dicevi al paziente, ma poche volte si sente rivolgere come stai, detto, invece in qualche modo è stato chiesto loro come stai, e c'è stato anche una condivisione, un momento mi pare apprezzato di condivisione. Sì. C'è stato forse anche il desiderio di proseguire con incontri di questo tipo, è stato detto anche più volte. Sì, tra l'altro anche chi ho incontrato che non è potuto venire per vari motivi, anche mi diceva che comunque ha sentito, ha percepito un buon ritorno e anche desiderava partecipare ad altri incontri, quindi in realtà c'è stata una presenza, sì, attiva, con tante domande anche, e questo mi sembra significativo, ecco, perché poi forse pensiamo che nell'ambito della salute siano facili dare tante risposte, ma a volte anche porre bene le domande è importante. Tanto stiamo vedendo le immagini, dopo possiamo anche tornarci, abbiamo realizzato anche alcune interviste. Ecco, il tema della 27esima giornata mondiale del malato, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. C'è anche il senso quindi del dono e della possibilità, quindi della capacità di mettersi in dialogo con l'umanità della persona ammalata. Quanto è importante questo in una società come quella di oggi, dove invece sembra essere incalzante la cultura dello scarto, Don Mario? Sì, il Papa usa proprio questa espressione, e anche quella delle periferie esistenziali, che sono due espressioni che gli sentiamo usare spesso, declinate proprio nell'attenzione a chi è più fragile, e in particolare che è una fragilità di salute. C'è un riferimento particolare alla figura di Madre Teresa, che è stata capace di proprio incontrare questo, no? Le periferie concrete di una città enorme come Calcutta, ma appunto periferie esistenziali, prendendo a cuore quei malati di cui nessuno si voleva prendere cura, e facendolo con l'attenzione del chinarsi sulla persona per dargli dignità. E mi pare che questo sia uno dei messaggi che ci viene richiamato dalla giornata, ecco. In questo senso sono stati fatti dei passi avanti nelle strutture anche del nostro territorio, secondo lei? Ma ormai sono poco più di 10 anni che abbiamo un servizio di cure palliative che porta comunque uno sguardo in questo senso diverso e di attenzione proprio alla persona.
senza perdere questa centralità della persona in tutte quelle che sono le strutture sanitarie. Ecco, credo che un po' un'attenzione a rimettere veramente la persona al centro, non la tecnica, sia una sfida da però come dire, riaccettare continuamente, perché poi è facile farsi prendere da proprio delle cose che dicevano ieri sera, no? Proprio l'approccio burocratico, l'approccio puramente tecnico, e invece qualcheduno richiamava, più di uno, cioè, si è richiamata l'esigenza di umanizzare la relazione di cura. Allora, credo che però è da riprendere continuamente, perché se non ci rimotiviamo sempre a questo, poi si perde. Certo. In questo senso Giorgia Gollo lavora appunto in un ambito come quello dell'hospice di Chiavari. Quanto può essere difficile l'accompagnamento in questo senso delle persone terminali, ma anche delle famiglie che sono con loro e che vivono questo momento? Ma diciamo che sicuramente, come dire, una tematica, è un lavoro intenso, scusatemi, ed è un lavoro di accompagnamento importante, quello che viene fatto ai malati e ai loro familiari, ma è anche un lavoro che lascia poi uno spazio in qualche modo, nel senso che è un lavoro per il quale le famiglie poi stanno accanto al malato, per il quale il nostro ruolo di sanitari è anche quello di, come dire, dimostrare, no? Di essere accanto senza invadere quello spazio, per cui è uno spazio che forse dall'esterno si immagina molto più gravoso in qualche modo, si immagina anche come uno spazio molto più legato alla morte, mentre invece mi viene sempre da dire che è uno spazio molto legato alla vita, proprio perché le famiglie in quei momenti, nei momenti in cui stanno perdendo il loro caro, si attaccano, no, al legame, e a un legame che è vitale per loro, quindi in qualche modo è un accompagnamento sicuramente nella mentalità, anche nell'idea, nella nostra cultura faticoso, ma che davvero arricchisce particolarmente, che permette poi di portare per noi operatori sanitari che eravamo poi presenti, no, ieri, e credo che questo si sia un po' respirato, la necessità di in qualche modo di mettere anche noi stessi, ma ci permette anche di cogliere poi tutta una serie di sfumature dell'esistenza umana che altrimenti rischieremo di perdere. Oggi sembra difficile però stare nella sofferenza, convincere un familiare, una persona anche giovane a vivere, a confrontarsi con il dolore, eppure da lì ci possono essere degli spunti di speranza positivi, diciamo, per la vita di ciascuno. Sì, allora una cosa che mi capita spesso è nell'attività dell'hospice, mi occupo anche di seguire i familiari in lutto, quindi dopo che hanno perso il proprio caro, che vengono spesso da me dicendo sono passati soltanto 2 mesi, sono passati già 2 mesi e ancora io sto male, e ancora i miei familiari mi dicono: ma come mai piangi ancora adesso? Come mai ancora vuoi stare in casa e non ti sei tirato su di morale? Ecco, questo secondo me è emblematico della società di oggi. Ci chiediamo sempre di essere al meglio, di stare bene, di mostrare all'esterno la parte più forte, più resistente, più gioiosa in qualche modo di noi, mentre invece lasciare spazio alla sofferenza intanto è l'unico modo per affrontarla davvero. Quello che dico sempre ai miei pazienti è: non possiamo pensare di superare il dolore se non ci passiamo in mezzo. Cioè, se non lo attraversiamo il dolore in qualche modo non riusciamo mai a lasciarcelo alle spalle. E potersi permettere di entrare in contatto con la nostra fragilità e quindi guardare anche un po' quelle che sono le nostre ferite, le nostre aree un po' più buie, è quello che poi ci permette intanto di prendere consapevolezza di noi stessi, ma poi di capire anche da dov'è che possiamo lasciare entrare la luce, no? Che viene dall'esterno e che quindi poi porta sicuramente un miglioramento, un maggior benessere, ma autentico questa volta nella nostra vita. Recentemente ha fatto un incontro anche con i sacerdoti della diocesi. In quell'occasione ha detto: la società di oggi ci mette come in vetrina, la nostra vita è in vetrina. C'è un po' il rischio di ragionare appunto anche sul breve periodo, vivere un po' la giornata, invece che pensare invece sul lungo periodo. Questo invece permetterebbe forse di maturare anche una consapevolezza diversa sulla linea di quello che stava dicendo. Sì, assolutamente. Viviamo un po' la società di oggi e anche la velocità con cui siamo abituati, con tutti i vantaggi ovviamente che questo comporta, ad acquisire informazioni, a capire nuove cose, a scoprire aspetti diversi della vita, ci ha portato però a dimenticare che invece c'è anche un tempo. Nel caso del lutto, per esempio, è proprio anche in letteratura, noi leggiamo del tempo del lutto, che è proprio un tempo in cui la persona deve spendere energia fisica, energia mentale per affrontare qualcosa
che se ci si dedica il tempo sufficiente poi porta a un maggior benessere, a uno star bene, anche a una visione poi diversa, no? A un arricchimento, che se invece tendiamo, come dire, a voler superare troppo velocemente le fasi negative, i momenti di difficoltà della nostra vita, allora in questo caso poi troviamo delle facili soluzioni che la società di oggi spesso, no, ci porta a ricercare, ma che poi non portano mai a uno star bene autentico e definitivo, ecco. Luca Manfredini rappresenta in questo caso un'eccellenza, possiamo dire, del nostro territorio. All'ospedale Gaslini di Genova da alcuni mesi, possiamo dire, è attivo il Guscio dei Bimbi, il reparto di cure palliative pediatriche. E in questo senso come si vive la sofferenza con i più piccoli, quindi con i bimbi e con le loro famiglie? Che esperienza portate voi? Tanto grazie di aver ricordato questa nostra esperienza. È un'esperienza che sta gratificando molto il personale. Vivere con la finitezza e con l'inguaribilità pediatrica è sicuramente una dimensione difficile della nostra professionalità, ma è una dimensione sfidante, lo diceva prima Giorgia. Noi pediatri non siamo abituati a gestire bambini in cui esiste una prognosi, esiste un tempo finito. Ecco, è proprio su questo tempo finito che noi invece costruiamo un tempo dilatato, un tempo degno e ricco di significato. È una struttura piccola, abbiamo 4 letti, 4 stanze, è un piccolo condominio, come lo chiamano i nostri genitori, perché c'è un lungo corridoio su cui si affacciano queste stanze e su queste stanze e su questo corridoio si fa una vita comune. Si fa una vita comune dove i genitori spesso si aiutano vicendevolmente. E questa è una vera forza per loro e anche una vera forza per noi. E dicevo appunto il tempo è un tempo che viene dato come tempo limitato, ma è un tempo che deve essere arricchito. I genitori spesso ci dicono: noi sappiamo che esiste un tempo con cui noi vivremo con i nostri bambini, ma per noi questo tempo deve essere un tempo estremamente prezioso. E allora se le cure palliative sono la medicina della dignità e dell'integrità del paziente e della famiglia, allora sono anche la medicina in cui il tempo acquisisce un significato particolare, un significato dove ogni giorno rappresenta un dono rispetto a quello che ogni tanto noi dobbiamo comunicare, che è la finitezza del loro percorso. Una cosa però volevo sottolineare, nel senso che all'interno della nostra struttura, all'interno del guscio, fortunatamente i bambini che concludono il loro tempo sono pochi, sono meno di un quinto. Gli altri bambini hanno patologie incurabili e il nostro compito è quello di formare i genitori per imparare a conoscere i loro figli, per imparare a vivere in questa nuova dimensione, per imparare a ritornare a casa con un bambino che per loro diventa poi non più un limite, ma diventa veramente un dono. Allora è questo anche un po' lo spirito con cui si deve affrontare il paziente, non solo il paziente pediatrico, ma l'adulto o anche la persona anziana, no? Il fatto che in lui esiste una unicità e questo rappresenta una risorsa su cui noi dobbiamo investire. Il titolo dell'incontro di ieri era "Come stai?", no? Diceva Don Mario, effettivamente spesso lo si chiede ai pazienti e non lo si chiede agli operatori. Mi verrebbe da chiedere come sta lei affrontando ogni giorno questa sofferenza nei più piccoli. Ma tanto ti smentisco, nel senso che tanti pazienti quando entri in stanza mi dicono: come stai dottore Luca? Quindi questo è molto bello, certo. È molto tenero da parte loro, no? Nel senso che quando poi si riesce a creare un rapporto di confidenza, si parlava prima di competenza, di compassione. Io intendo sempre la parola compassione nel senso di empatia e lavorare con staccato passione, no? E allora i nostri bambini in questo ci incitano, no? E quindi il come stai spesso non è la prima domanda che il medico fa al bambino, è la domanda che il paziente, il bambino o l'adolescente fa al medico, no? E questo è bello perché vuol dire che si è creato un rapporto di reciprocità, non un rapporto dove c'è qualcuno che è in piedi e qualcuno che è sdraiato sul letto, no? Ma due persone che si incontrano. E allora questo ti permette anche di affrontare in modo diverso il nostro lavoro, no? Sapendo che abbiamo di fronte una preziosità che ti incita ad andare avanti. Noi siamo lì per loro, ma alcune volte loro sono lì per noi, no? Per ricordarci che comunque è un'attività che viene fatta a quattro mani che non sono solo le nostre, ma è dalla nostra parte l'equipe e dall'altra parte la famiglia.
Ecco, Don Mario, quello che diceva Luca Manfredini, lo leggiamo anche nel testo del messaggio del Papa, quando parla della differenza tra regalare, il regalo e il dono invece è più nell'ottica di creare appunto un legame. E su questo legame che oggi, diciamo, e con la società di oggi, come dicevamo, bisogna cominciare a ricostruire appunto un rapporto più intenso con il malato. Sì, costruisce una relazione e in qualche modo credo che rischiamo di pensare che il lavoro che si fa insieme possa tenerci fuori dall'equazione. Non so, io metto la mia professionalità come assistente religioso, assistente spirituale, e porto una competenza che devo avere e poi il resto io ho fatto il mio lavoro. Ma in realtà si creano relazioni che vanno gestite adeguatamente e in qualunque professione di cura la relazione è parte della cura e il lavoro sull'interiorità, sulla spiritualità è necessario sia per i pazienti sia per i parenti ma anche per gli operatori. Poi i percorsi sono tanti, non abbiamo tutti lo stesso percorso. Madre Teresa diceva che chiunque nella nostra casa deve essere accolto indipendentemente dalla sua appartenenza religiosa e tanto più in un ambiente come il nostro, sanitario. Ma l'interiorità va curata, che poi lo facciamo in un modo o nell'altro, beh, questo dipende proprio dalla storia, dalle esperienze che abbiamo, eccetera. E non possiamo essere operatori tecnici che curano tecnicamente delle cose malate, ma siamo persone che si prendono cura di persone. E la logica dell'assistenza spirituale è veramente sia qualcosa che deve mettere qualificare l'operatore e dare qualità anche a chi è assistito. In questo senso poi tra l'altro è una parte dove come operatori siamo anche facilitati, perché nella parte interiore se il corpo vive dei sintomi di sofferenza, a volte lo spirito è molto vivo, dove non è detto che io sia quello che deve mettere tutto, ma spesso sono semplicemente chi deve favorire quello che c'è già di molto ricco nella persona, che magari è un po', come dire, acciaccato anche dall'esperienza fisica difficile, sì. Ma c'è ed è vivo, anzi a volte è persino più splendente, perché proprio nel momento difficile a volte che escono anche delle risorse particolarmente luminose e non si può trascurare questo, ecco, credo che sia molto importante. L'approccio iniziale però è difficile, cioè l'approccio con il malato, con la sua sofferenza, fa fatica ad accettare magari anche l'ascolto o comunque il fatto di trovarsi in un reparto, in ospedale, e quindi è un cammino poi che si forma. La sua esperienza cosa le dice? Che ci sono persone che hanno dei pregiudizi e questi a volte però quando si supera il pregiudizio si riesce ad andare veramente più facilmente al cuore. A volte c'è una resistenza di cui è difficile diventare consapevoli e dove manca la consapevolezza a volte è un po' più difficile andare nel profondo, no? Perché bisogna aiutare la persona a toccare sé, a toccare una parte che appunto sta soffrendo, sta ponendo delle domande che non hanno risposta. E questo è fatto con delicatezza, ma poi apre molte risorse anche questo. Ci sono persone che partono da un'esperienza già molto ricca, ci sono persone che magari non hanno mai pensato alla malattia, alla compromissione della propria salute, che hanno fatto perno nella propria vita sulla forza, in tutti i sensi, anche intellettuale, non solo fisica, e devono fare i conti con una povertà e scoprendo in questo qualcosa di molto
ma anche affascinante a volte. E quindi si scopre anche molto la vita, non è, alla fine al centro non c'è così tanto la morte, ecco. Sì. Ma è proprio veramente la bellezza della vita, a volte è riportata, non so, ecco se l'esperienza di Giorgia e Luca è uguale, credo, simile, ma è veramente andare proprio al nocciolo prezioso della vita, sì, più frequentemente di quello che sembrerebbe in astratto. Proviamo a vedere se ci sono anche delle storie che si possono raccontare, che valgono come esempio. Giorgia Gollo. Beh, sicuramente, come dire, i pazienti, mi viene in mente un paziente che è stato recentemente anche un uomo piuttosto giovane, con una famiglia, come dire, in formazione e in crescita, che è arrivato come tante persone un po' spaventato anche all'idea dell'hospice, c'è ancora tanto, no? Come si diceva, un po' questo pregiudizio culturale, questa paura che sia il luogo dove si muore, che quindi sia un luogo di morte. E in realtà dopo un po' di tempo che era ricoverato lì ci ha detto: vi ringrazio perché da quando sono qua mi sento più vivo. Ecco, credo che questo, come dire, che sembra un ossimoro, no? Apparentemente, sia invece davvero l'essenza di quello che poi si cerca e di quello che è l'obiettivo di ciò che vogliamo fare in hospice, che è davvero regalare vita ai giorni, in qualche modo portare nella vita dei malati, che sono sicuramente malati che hanno una serie di bisogni complessi a livello clinico, a livello psicologico, a livello spirituale, ma poter lavorare per soddisfare questi bisogni può essere qualcosa che li porta a sentirsi maggiormente vivi, pur in un momento in cui realmente, come dire, no, stanno affrontando una terminalità che non regredisce, che non cambia, ma permette loro davvero di sentirsi più vivi, di avere più energie, di avere meno dolore per poter stare qualche minuto in più a contatto con i propri figli, per esempio, o di poter godere di un pranzo in soggiorno la domenica che è fatto in reparto, che è qualcosa che magari non sarebbero riusciti a fare a casa, pur desiderandolo, perché ancora le condizioni cliniche, fisiche non permettono, no? Non avrebbero permesso, ecco, di alzarsi dal letto, mentre in reparto sono supportati a poterlo fare, ecco. Per cui in questo senso credo che davvero sia poi l'hospice come luogo di vita sia un'immagine che sarebbe importante che arrivasse poi a tutte le persone, anche a chi poi deve prendere la decisione insieme al paziente di portare il proprio caro in hospice, dove spesso c'è questa paura, no? Di dire lo porto in un luogo, lo accompagno a morire, dove invece poi ci si rende conto che così realmente non è. Madre Teresa citava prima, Don Mario diceva che l'aiuto deve essere per tutti, senza distinzione di provenienza, di nazionalità, in questo caso Manfredini al guscio dei bimbi, che storie insomma si respirano? Beh, la nostra struttura è una struttura che è all'interno dell'Istituto Caslini, e come sapete l'Istituto Caslini vive grazie all'ospitalità di pazienti che provengono non solo dalla regione Liguria ma da tante realtà italiane, ma voglio dire anche da tante realtà all'interno del bacino del Mediterraneo. E quindi i sapori, gli odori che si sentono nel corridoio dell'hospice sono quelli che provengono sia dalle alture di Genova, quindi si sente l'odore della pasta al pesto, ma si sente anche l'odore del kebab. Ecco, quindi in questo momento, per esempio, ospitati da noi c'è una ragazzina araba e una bambina molto piccola albanese, e poi 2 bambini italiani. Quindi questo ci permette anche di confrontarci con situazioni e con culture e con aspetti spirituali totalmente diversi. Quindi una ricchezza non solo per i bambini e per le famiglie, ma anche per noi operatori sanitari, perché ci confrontiamo, come diceva Giorgia, anche con delle diverse culture, delle diverse accettazioni di questo percorso. Ogni tanto noi ci sediamo e cerchiamo di riflettere su quello che i nostri bambini e le nostre famiglie ci insegnano, perché ci fanno capire, soprattutto in culture diverse, come il percorso di inguaribilità sia un percorso naturale, come il fatto di non essere perfetti è un percorso naturale, come il fatto di non avere la possibilità di muoversi, di camminare è naturale. In questo momento noi abbiamo un adolescente che è tetraparetico su una carrozzella,
Ieri sera con 2 dita stava giocando alla PlayStation, 250 km all'ora. Io dicevo, Caperi, io quando gioco alla PlayStation finisco sempre nell'erba. E lui mi diceva, io questo ho imparato a non farlo più. Ecco, un ragazzino che di notte usa il ventilatore mi ha battuto alla PlayStation. E questo è stato, secondo me, un bel insegnamento, un bel confronto, no? Un'abilità che noi abbiamo da una parte, lui la trova da un'altra parte. E non mi affronto con lui nella partita a scacchi, perché mi ha detto che non è tetra paretti come è tetrabile, quindi devo limitarmi. Allora vediamo come spesso ci si trova di fronte a delle situazioni dove da un limite invece si crea una potenzialità, no? E allora è quello che noi dobbiamo cercare di fare nei confronti dei nostri bambini, ma anche dei nostri pazienti, no? Le famose capacità residue, ecco, investire su quello, no? Magari sono poche, ma su quello poi lavorare. E i nostri bambini ce lo chiedono tutti i giorni, perché poi alla fine è la voglia di interagire insieme, di creare quel rapporto in cui c'è uno scambio, no? C'è quel dono di cui parlava Papa Francesco nella sua lettera per la giornata, no? Il donarsi, che non è solo quello degli operatori sanitari, ma prima è il donare quello del paziente, no? Il paziente che dona il suo corpo a noi e noi cerchiamo di rimettere in sesto non solo qualche pezzo che non funziona, ma rimettere in sesto il tutto. Tra l'altro, a proposito di vicinanza e di umanità, di restituire dignità anche ai piccoli pazienti, avete studiato proprio un ambiente a misura di bambino. Questo, dall'importanza del dire anche il singolo colore, restituisce questa dignità, questa appartenenza alla vita per i piccoli pazienti. Devo dire che siamo stati fortunati, c'è stata un'attenzione da parte di tutti, dall'amministrazione a tutte le persone che sono state coinvolte nella progettazione del nostro hospice. Il nostro hospice nasce da una serie di incontri che sono stati fatti col personale sanitario, quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, che hanno dato delle indicazioni che poi hanno permesso di realizzare all'architetto che ci ha donato questo progetto, di realizzare appunto la nostra struttura. E anche il nome del guscio dei bimbi nasce da degli incontri che terminavano, ma voi questa struttura come la chiamereste? Ed è venuto fuori questo nome, il guscio. Il guscio che è il carapace, diciamo, è il guscio della tartaruga. La tartaruga è un animale fragile che però all'interno del suo guscio è protetto. E il guscio si sposta dal reparto, dalla terapia intensiva al guscio dei bimbi, ma il nostro obiettivo è quello di far rientrare il bambino a casa, perché comunque le cure palliative, soprattutto le cure palliative pediatriche, hanno come ambiente naturale quello del domicilio. Quindi noi abbiamo iniziato nel 2000 con un percorso di assistenza domiciliare. Il guscio non è la conclusione del percorso, ma l'implementazione di questo percorso, perché il paziente sta bene a casa sua e laddove la casa non è realizzabile, allora l'ambiente che lo ospita deve essere il più vicino possibile a quello domestico. E passando agli adulti invece, come funziona questo discorso del domicilio per quanto riguarda anche l'hospice di Chiavari, lì come si lavora su questo? Anche per quanto riguarda gli adulti, in effetti il domicilio è una delle sedi elettive in cui possono venire erogate le cure palliative, anzi in cui spesso ci si auspica che possano essere erogate, proprio perché spesso, se non ci sono delle situazioni di particolare rischio o di particolari fragilità familiari che quindi rendono in questo caso necessario il ricovero in hospice, il paziente sceglie anche il luogo in cui morire, che è proprio il luogo di casa sua, dove, come dire, è contornato, no? Da tutte quelle che sono i ricordi della sua vita, ma anche le proprie consuetudini e le proprie abitudini. Quindi in questo caso c'è l'attivazione di un'equipe specializzata composta da medici, infermieri e poi da psicologo, assistente spirituale, che possono recarsi a casa del paziente, sicuramente con una maggiore difficoltà a livello per quanto riguarda, come dire, alcuni ruoli, ma mentre invece l'equipe infermieristica garantisce un accesso che viene commisurato proprio ai bisogni del paziente e della famiglia, che può essere anche giornaliero, proprio perché spesso le famiglie e i familiari hanno comprensibilmente paura, no, di tenere a casa il paziente, sì, proprio perché possano insorgere delle difficoltà o dei bisogni clinici che loro non si sentono in grado di soddisfare, a cui dare risposta, e in questo caso invece l'equipe infermieristica è proprio quella che risponde ai bisogni dei pazienti e che quindi può davvero supportare la famiglia, dando proprio il messaggio che non devono sentirsi soli, perché l'obiettivo poi è quello: si può rimanere a casa perché lo si può fare in estrema sicurezza, ma se ci si sente ben accompagnati, ecco, e questo può essere davvero fatto anche al domicilio del paziente.
E dopo il lutto la famiglia può essere seguita, cioè in questo caso che cosa succede? Immagino che all'inizio ci sia un senso anche di comunità, che però poi dopo può andare perso nel tempo. Sì, allora diciamo che nel corso del tempo nella società odierna, mi viene anche da dire, un po' tutto quello che era la presenza della comunità. Un tempo, come dire, il vestirsi di nero era identificativo della persona che stava affrontando un lutto, e questo non era, come dire, solo un aspetto legato all'abbigliamento, ma voleva dire che questa persona aveva bisogno di tutto il supporto della comunità, e che il suo ruolo di colui che aveva perso qualcuno lo vincolava a rimanere in casa più tempo possibile, sì. Ma quindi chiedeva anche agli altri di aiutarlo in questa permanenza in casa, e questo creava un supporto che era un supporto psicologico fondamentalmente, che permetteva poi di elaborare il lutto. Il tempo per cui si andava vestiti di nero era il tempo che più o meno coincide con quello che i manuali moderni di psicologia definiscono il tempo del lutto, che va dai 6 mesi ai 2 anni, per cui, come dire, era assolutamente pertinente. Ad oggi appunto questa velocità di cui parlavamo prima, sì, che porta un po', no, anche i familiari, anche in un'ottica, come dire, di preoccupazione, di attenzione ai propri cari, che però li porta a velocizzare un po' tutto, rischia di far poi sentire le persone sole. Quindi in questo caso, compatibilmente con le risorse, col monte orario, che ahimè come dire, come psicologo ultimamente rischia di essere un po' ridotto, però ecco, un hospice garantisce anche un'assistenza al lutto proprio per quei familiari che anche dopo la perdita del proprio congiunto necessitano di fare un percorso che poi si risolve solitamente in un numero di incontri anche, come dire, finito, no? E non estremamente lungo, perché hanno proprio bisogno di un supporto e di un ascolto. Su quest'ultima cosa ci ricolleghiamo con l'incontro tra il Vescovo e gli operatori sanitari. Andiamo a sentire un'intervista che abbiamo realizzato. I presenti, lo raccontiamo, si sono divisi in piccoli gruppi, dopodiché è stato scelto un referente, un portavoce, ne abbiamo intervistati alcuni. Cominciamo con padre Luca Bucci, cappellano dell'ospedale di Rapallo. Sentiamo appunto che cosa ci ha detto, poi ne riparliamo in studio. La mole di lavoro impedisce un rapporto profondo? Sì, nei gruppi di condivisione è emerso in modo piuttosto forte questo aspetto, sia da parte degli infermieri sia da parte dei medici. Hanno proprio detto che la fatica della mole di lavoro a volte va a discapito di un rapporto umano, di condivisione di cose più profonde, a discapito delle relazioni. Lo stipendio dei volontari è il sorriso. Sì, i volontari hanno detto proprio questo, più di uno, che magari anzi loro vanno in ospedale con tutte le loro preoccupazioni della famiglia eccetera, e quando sono lì invece si apre a loro un nuovo mondo, e la relazione che instaurano con il malato dà loro molto e permette loro di tornare a casa con un sorriso, con una gratificazione in più, proprio perché hanno ricevuto dal malato un grazie, perché al malato poi basta poco perché emerga in lui questo senso di riconoscenza, di gratitudine. L'impegno della Chiesa, di voi cappellani, è riconosciuto dal mondo sanitario, tant'è che mi sembra che ci sia una richiesta di proseguire in questa direzione. Sì, direi che chiedono alla Chiesa in genere, che certo nel cappellano ha un suo segno particolare, ma ricordiamoci che Chiesa siamo tutti, e quindi ognuno di noi è chiamato a portare questa dimensione di speranza, di fiducia, anche di fiducia per esempio nella sanità. A volte ci sono sempre come degli atteggiamenti di sospetto, e invece la Chiesa forse può contribuire a costruire relazioni di pace, relazioni più serene. Ecco, Giorgio Golli, dicevamo proprio all'inizio, a volte il lavoro incalzante, anche gli adempimenti burocratici e così via possono togliere un po' di spazio invece alla propria disponibilità anche umanizzante in questo lavoro. Le capita? Sì, sicuramente rende più difficile. Diciamo che quello che secondo me cambia è la percezione dell'operatore. Quello che ieri è emerso sicuramente in maniera anche arricchente, credo, per tutti i presenti, è che in realtà, come dire, se noi lasciamo, no, che la nostra umanità venga fuori, non possiamo che fare altro che umanizzare le cure, proprio perché siamo esseri umani in relazione con altri esseri umani.
È vero che in questo momento è sicuramente più complesso mettere al centro questa umanità laddove si diceva, no, rispetto alla privacy bisogna chiamare i pazienti per numero, bisogna stare attenti a non utilizzare il nome in certi contesti dove possono essere, come dire, reperite informazioni, ecco, violata la privacy dei pazienti. Questo rende più difficile il nostro tenere presente che chi abbiamo di fronte è un essere umano, però è davvero, io credo, uno degli obiettivi centrali in tutti i reparti ospedalieri, in tutti i contesti sanitari, ma anche e soprattutto nelle cure palliative, dove davvero è l'obiettivo prioritario è proprio quello di restituire, no, una tridimensionalità al paziente, sia dal punto di vista rispondendo a quelli che sono i propri bisogni e guardandolo un po' per quello che è, quindi, come dire, attraverso i propri bisogni clinici, ma anche attraverso i bisogni psicologici, relazionali e spirituali, che rendono davvero poi una persona, un essere umano, anche in una condizione sicuramente di fragilità come quella della terminalità. Ecco, Manfredini, lei prima ci raccontava l'esempio di questo ragazzino che, come dire, insegnava, le dava dei punti, almeno per quanto riguarda il gioco. Quanto è difficile ma anche importante responsabilizzare i bimbi alla sofferenza, a quello che le sta accadendo. A volte si pensa che il bimbo debba essere tenuto sotto una campana di vetro, anche nelle famiglie o dove magari i bimbi stanno bene. Invece forse i bimbi su questo possono darci dei punti, tra virgolette. Assolutamente sì, sempre di più, si ricordava prima, si è scoperto che i bambini e gli adolescenti hanno una consapevolezza molto particolare della loro situazione, una consapevolezza che va ben oltre rispetto alle informazioni che spesso limitate noi diamo, nel senso che pensiamo di proteggere i bambini, invece loro chiedono. Faccio sempre un esempio molto banale. Normalmente noi siamo spaventati dell'ignoto. L'ignoto ci fa decisamente molto più paura rispetto a una cosa nota, no? Certo. Allora, comunicare a un bambino qual è la sua situazione vuol dire comunque risolvere alcuni dubbi. I bambini sentono molto forte il messaggio del loro corpo, e il loro corpo che urla rispetto alle comunicazioni che noi facciamo, no? E quindi le comunicazioni che sono stridenti rispetto ai messaggi non verbali che arrivano dal loro corpo sono comunicazioni che loro percepiscono come comunicazioni sbagliate. Io voglio solo ricordare il fatto che anche la legge 219 della fine del 2017, quella che viene detta come la legge sulle direttive anticipate, che invece è una legge che si basa sul consenso informato, dice che il paziente, anche il bambino, deve essere informato. Sì. Questo è un trattamento non farmacologico, cioè mettere il bambino al centro, mettere il paziente al centro. Vuol dire farlo diventare non oggetto della cura, ma soggetto della cura. È difficile, sicuramente è difficile, perché è più semplice dire adesso ti do questa medicina, sì. Ma è gratificante sia per il paziente sia per noi comunque condividere un percorso di cura. Ricordiamoci che la legge alla terza riga dice che la comunicazione è tempo di cura e questo nobilita. Questo vuol dire che saper comunicare è come saper utilizzare un fonendoscopio, saper fare un buon esame obiettivo. E quindi saper parlare con i pazienti e saper parlare con le loro famiglie vuol dire comunque ridare dignità al loro essere al centro e alla loro consapevolezza di dove sono nel loro percorso, sia che siano bambini, sia che siano adulti, sia che siano persone anziane. Ecco, Don Mario, Padre Luca parlava dell'importanza dei volontari, e diceva loro sono vicini ai malati, il loro stipendio, tra virgolette, il sorriso delle persone che vengono accudite, che vengono ascoltate. Loro sono anche un esempio dell'esserci, tra virgolette, quindi il fatto di stare in ascolto di queste persone. Lei vive sicuramente questa esperienza negli ospedali del nostro territorio. Quanto è importante questo nell'ottica appunto di portare umanità agli ammalati? Qualche anno fa un nostro amico diceva, il professor Toschi, diceva che i cristiani in realtà non sono mai dei volontari, ma sono sempre gli obbedienti, perché si risponde ad una chiamata. Poi la chiamata può essere professionale come no, ecco, può essere anche su base volontaria. Il cuore di recuperare una chiamata, l'altro giorno ne parlavo con una professionista che dicevo, ma tutte le professioni sanitarie hanno dietro una vocazione. E dice, ma io non sono credente, lo sai. Dice, però ti sei sentita chiamata in qualche modo a servire le persone che sono in una situazione di fragilità, di malattia, per dare
e spendi la tua vita in questo. E anche in questo c'è una chiamata che è profondamente umana e che non è... allora, ecco, c'è un cuore di volontariato che c'è in qualunque professione di cura. Il Papa nel messaggio lo mette in luce dicendo appunto la gratuità umana e il lievito dell'azione dei volontari in tutto il settore sociosanitario. Non è in contrapposizione con la competenza, cioè ecco. Come dire, spesso facendo un discorso così dice sì, ma a me viene chiesto di essere un buon professionista, non sì. di essere... Ma che cosa ti toglie la tua professione l'avere un calore umano, una capacità di relazione nei limiti corretti di questo? Ma sì. non toglie niente la professionalità, che sia quella dell'assistente religioso, dello psicologo, del medico, dell'infermiere, dell'OS, eccetera, eccetera. E credo che recuperare questo sia qualcosa di molto prezioso, che ci pone su un piano in cui poi troviamo veramente le cose che poi sono più preziose. Pensavo sulle capacità comunicative, si diceva prima, mi è capitato qualche volta di fare dei colloqui con persone non italiane. Abbiamo, soprattutto in ospedale, non tanto in hospice, ma in ospedale, abbiamo delle persone statunitensi, svedesi, è capitato, francesi. Il mio francese non è sufficiente, ecco, ma con l'inglese un pochino riesco, e più di una volta ho avuto la sensazione che alla fine non saprei dire in che lingua ho parlato, perché il messaggio non è legato strettamente alle parole. Ci si è capiti molto di più di quello che ha detto una lingua che magari è straniera per entrambi, perché non so, con delle persone che vengono dalla Svezia, certo, o da altri paesi che magari hanno un ottimo inglese, tedeschi hanno un ottimo inglese, e poi dici, ma ho veramente parlato in un'altra lingua? E credo che questo sia qualcosa che non toglie professionalità, ma fa recuperare una delle cose preziose del lavoro, di prendersi cura delle persone, che è incontrare le persone. Le è mai capitato, ad esempio, chiedo a Giorgia Gollo, di essere ringraziata, di venire ringraziata per il lavoro, diciamo, svolto, come vicinanza, come tempo investito appunto nella vicinanza, nell'ascolto, oltre che la professionalità, ecco? Assolutamente, anzi probabilmente quello che poi si coglie, no, di più, ma anche capita a me, ma credo che capiti, anzi vedo capitare anche agli infermieri, agli operatori sociosanitari, al medico stesso, veniamo ringraziati non tanto per le competenze tecniche, che forse al paziente arrivano anche in minima parte, come dire, se riusciamo a far bene il nostro lavoro secondo me arrivano, ci sono, le usiamo, ma al paziente arrivano molto meno. Il paziente spesso ringrazia proprio per quelle che sono le disponibilità di tempo soprattutto che gli viene concessa, quell'esserci, no, di cui parlavamo prima, che comporta anche, ricollegandoci un po' anche al tema della consapevolezza, quello stare accanto al paziente quando non abbiamo più delle risposte di speranza, o quando non abbiamo più delle risposte di guarigione, ecco, ma stare accanto a lui in un momento in cui lo accompagniamo in un territorio che per lui è di dolore ed è di sofferenze. Stare accanto, io credo che sia poi una di quelle esperienze che fa bene a noi operatori sanitari quando la facciamo e quando ci concediamo di farla, ma è anche quel valore aggiunto che possiamo dare al paziente e ai suoi familiari. Anche nel caso del guscio, quante volte magari le chiedono nozioni tecniche, mediche, oppure semplicemente di essere accompagnati? Ma a me fa sempre riflettere un proverbio indiano, parlavamo di Madre Teresa, quindi ritorniamo un po' a... che dice: avevo sete e mi hai dato da bere, avevo sete e mi hai dato da bere nella mia tazza preferita, avevo sete e mi hai dato da bere nella mia tazza preferita e sei rimasto con te. Sono tre caratteristiche del nostro agire da operatori sanitari. Prima le competenze tecniche, nel senso che avevo sete e quindi la prima cosa ho dato una risposta al sollievo dei sintomi, no? Io sono il medico, uno dei medici che lavorano al guscio, e quindi mi è richiesto di cercare di dare sollievo ai sintomi disturbanti.
La seconda cosa è ti ho dato da bere nella tua tazza preferita, quindi una risposta individualizzata. L'altro ieri sono arrivate le tazze dalla Walt Disney che abbiamo regalato ai bambini, no? E ognuno ha avuto la sua tazza che poi si porterà a casa, quindi come ricordo di un percorso. In questo caso dare da bere nella tazza preferita vuol dire cercare di trovare quella soluzione giusta per quel bambino in quel momento, quindi non una medicina standardizzata per tutti, ma una medicina personalizzata. È l'epoca dei protocolli, delle linee guida, ma dall'altra parte si parla della target medicine per quanto riguarda l'oncologia, no? Quindi non esiste il tumore, ma esiste il tumore di quel paziente, quindi sono un po' gli opposti. E la terza cosa, come diceva prima Giorgia, ti ho dato da bere nella tazza preferita e poi sono rimasto con te, no? Quindi lo stare in una situazione dove spesso invece gli altri scappano, perché non si sa cosa dire, non si sa cosa fare. Ecco, il paziente spesso ha bisogno di qualcuno che nel momento di difficoltà, nel momento di buio, invece abbia il coraggio e la voglia di stare con lui. Nel senso, a noi bambini fa paura passare in un corridoio buio, no? Quello che loro cercano non è il fatto che si accenda la luce, ma che qualcuno stia con loro. Ecco, allora in questi periodi difficili del loro percorso è giusto che qualcuno gli tenga la mano. Gli tenga la mano sì. Anche se poi la luce non c'è, perché magari non abbiamo pagato la bolletta, però l'importante è quello. E quindi stare insieme al nostro paziente vuol dire comunque aiutarlo in questo difficile percorso, che è il percorso che faremo anche noi. E quindi mettere anche in gioco i nostri limiti. Ecco, mentre ne parlava mi veniva in mente proprio cioè, la bellezza del mettersi in gioco con l'altra persona e di conoscerla per davvero, quindi chiedersi anche quello che passa per la sua testa, quali sono anche i suoi aspetti magari culturali e personali. E lei, Giorgia, proprio parlando con i sacerdoti, diceva oggi invece questo disinteressarsi da tutto quello che accade nel mondo, un po' e vivere, come dire, in maniera quadrata, è anche questo un aspetto negativo, forse un po' si ricollega con quello che diceva il dottor Manfredini. Sì, assolutamente, e certi contesti sanitari, in contesti come questo, insegnano proprio invece che è proprio attraverso l'apertura, no? È proprio attraverso il confronto con ciò che è altro da noi e con ciò che è diverso, è quello che poi ci permette di evolvere, di crescere e anche di acquisire una maggior conoscenza di noi stessi, perché poi è anche attraverso il dialogo con l'altro, no? Che noi arriviamo a conoscere noi stessi. Come operatori sanitari mi viene da dire proprio il percorso che possiamo fare. È vero che abbiamo, come dire, questi due aspetti, no, che vanno un po' avanti di pari passo, le competenze tecniche, all'interno delle quali davvero uno degli aspetti più importanti è proprio quello della comunicazione, perché gli operatori sanitari devono essere formati alla comunicazione, sì. Perché la comunicazione è uno degli aspetti e uno degli strumenti che loro hanno nella loro valigetta per interagire con il paziente e per rispondere ai bisogni del paziente. Ma l'altro strumento fondamentale per ciascun operatore sanitario è un po' la propria individualità, il proprio modo di essere, che è quello che se coltivato e che se ci si concede, no, di chiedersi anche come stai e di mettersi in gioco nella relazione con l'altro, poi ci permette di lavorare meglio, ma anche di essere più in linea con noi stessi. Incontriamo pazienti che inevitabilmente hanno delle idee altre dalle nostre, ma non solo la cultura, a volte, come dire, anche delle storie familiari completamente diverse, famiglie con dei ruoli ancora molto rigidi che appartengono più al passato, almeno nella nostra mentalità, oppure come dire, famiglie che hanno vissuto determinate situazioni per cui le hanno portate a essere ad avere delle configurazioni diverse da quelle che noi ci immaginiamo. Incontriamo pazienti che fanno scelte per se stessi che stridono con quelli che sono magari, no, i nostri valori personali, ma è proprio attraverso il non giudizio, ma il mettersi al servizio dell'altro per comprenderlo che possiamo poi fare qualcosa di buono per loro, ma dai quali poi usciamo sicuramente arricchiti anche noi. Prima di chiudere andiamo a sentire un'altra delle interviste realizzate in occasione dell'incontro tra gli operatori sanitari e il Vescovo. Ascoltiamo Antonio Zampogna, medico di medicina generale del nostro territorio. Umanizzare il mondo sanitario, cosa significa? Significa tralasciare, o meglio non tralasciare, ma guardare sì a miglioramenti tecnici che sono molto importanti, senza tralasciare appunto il rapporto umano, perché purtroppo sia nelle strutture pubbliche che nelle strutture private, per vari motivi, non ultimo purtroppo la legge sulla privacy, che anziché essere un qualcosa che ci protegge ci porta alla disumanizzazione. Pensiamo soltanto al fatto che non possiamo chiamare i pazienti per
nome ma dobbiamo chiamarli con numero, questo veramente è svilente per la cosa. Ma soprattutto dare il tempo anche a chi lavora nella sanità, e non parlo tanto per il medico di famiglia che comunque ha un buon rapporto anche in termini temporali per il semplice fatto che conosce i pazienti, li vede spesso, ma soprattutto nelle strutture sia private che pubbliche, dare il tempo al personale, che sia il medico piuttosto che l'operatore sanitario o l'infermiere, dare i tempi necessari per ascoltare la gente, per essere accoglienti. Il problema dei costi per i pazienti. È un problema che secondo me è molto grave perché nonostante il nostro sistema sanitario sia un ottimo sistema sanitario nazionale, dobbiamo fare in modo che questo sistema venga mantenuto. Teniamo conto però che c'è tanta povertà. Adesso si parla tanto di miglioramenti economici, speriamo che siano tali, però la gente quando deve curarsi deve avere anche la possibilità economica di farlo, e quindi altrimenti rischiamo che avremo una sanità di serie A per chi può economicamente e una sanità di serie B per chi non può. Dobbiamo cercare invece di mantenere quello che è il sistema sanitario fondato 40 anni fa, universale, quindi per tutti allo stesso modo. Se poi c'è chi vuole andare in clinica vada pure in clinica, però il sistema sanitario pubblico deve essere eccellente, ed eccellente per tutti, non soltanto per gli abbienti. La Chiesa può dire qualcosa al settore sanitario? Credo che la Chiesa debba dire qualcosa al sistema sanitario, al settore sanitario, perché altrimenti chiunque parla può essere frainteso, perché a volte si può pensare che chi dice una determinata cosa contro o di stimolo non venga preso come tale, ma al contrario venga vista come una scelta politica. Al contrario, la Chiesa, che è al di fuori, al di sopra della politica, sicuramente può sollevare, può spingere affinché questo nostro sistema sanitario, che ripeto è un ottimo sistema sanitario a livello mondiale, venga mantenuto tale. Ecco, ci avviciniamo alla conclusione della nostra diretta, abbiamo sentito anche le preoccupazioni per quanto riguarda il livello del sistema sanitario. Volevo chiedere a Giorgia Gollo, così come territorio, come cure palliative, se sono stati fatti dei passi avanti, comunque qual è la situazione anche a livello regionale. Sì, diciamo che negli ultimi anni le cure palliative hanno avuto sicuramente una maggiore diffusione, e quello a cui assistiamo ancora oggi, per fortuna, è un'attenzione rispetto proprio alla specializzazione e all'individuazione di quelli che sono i criteri cardine attraverso i quali ci si identifica come reparto di cure palliative, come hospice o come assistenza domiciliare. Quindi anche nella legislazione più recente e anche nel manuale dell'accreditamento, che identificano quelli che sono i requisiti e le caratteristiche degli hospice e dei reparti di cure palliative, l'elemento che mi sembra venga maggiormente individuato e raccolto è proprio quello della specializzazione, cioè di andare verso una configurazione di equip che siano sempre più specializzate, e questo vuol dire che raccolgano un po' la sfida, no? Che anche i reparti stessi raccolgano un po' la sfida della formazione continua agli operatori, e nell'idea di avere operatori sempre più qualificati a lavorare in questo campo, che si differenzino, come dire, che acquisiscano sempre maggiormente quelle competenze comunicative, quelle competenze tecniche, quelle competenze spirituali che devono essere trasversali e che devono essere un po' il possesso di tutti gli operatori che lavorano in questo contesto. Don Mario, abbiamo sentito il dottor Zampogna, diceva l'importanza della voce anche della Chiesa e del suo parere, ma ne sono uscite anche altri durante l'incontro con il Vescovo. Questo è, diciamo, importante, è una guida che anche gli operatori sanitari sentono? Sì, soprattutto perché ci sia questa libertà di chi trae ispirazione dal Vangelo e forse può stare un po' non fuori dalla mischia, ma un po' sopra i giochi. Non so se si capisce la cosa, quindi non dentro delle convenienze personali, pur stando dentro la mischia, coinvolgendosi. Ecco. Sì, credo che sia importante. Dicevo un attimo fa, insomma, accennavo che pensavo anche agli incontri avuti, e proprio oggi una paziente mi pare ha detto in un colloquio che ha avuto
può darsi anche che ci segua, casomai la saluto perché si riconoscerà senz'altro e la ringrazio. Mi pare che è arrivata con una sofferenza importante fisica, un forte distress perché è stata tolta dal suo ambiente e anche un po' aver subito l'essere arrivata in hospice. E oggi mi ha detto mi trova seduta, mi ha fatto un bel sorriso, abbiamo fatto un colloquio e alla fine del colloquio mi aveva invitato a prendere la sedia, ho rimesso a posto la sedia. E lei mi ha detto, mettere a posto la sedia quando si è invitati è un segno che non si è gradito la compagnia. E quindi mi ha detto, sono stata bene fisicamente, sono stata bene a livello psicologico perché sono riuscito a parlare, mi sento a casa mia perché se non hai messo a posto la sedia nella mia casa vuol dire che non hai gradito, e mi ha detto anche riconoscimi nella mia dignità. E non solo, mi ha detto anche ti posso fare anche una critica. E a me sembra che in questo colloquio mi sono sentito molto che c'è stato un bel lavoro, perché non è solo il mio, è un lavoro di equipe questo. E mi è sembrato qualcosa di molto prezioso. In conclusione anche l'importanza della preghiera, non solo da parte diciamo, dei cappellani, ma forse anche da parte delle famiglie, delle persone che accompagnano gli ammalati. Questo forse è da ricordare, da incentivare. Sì, può sembrare inutile, tra virgolette, in quei casi, però invece forse è la forza. C'è quell'episodio di Madre Teresa che a me ha colpito moltissimo, che è un seminarista che va a aiutare nelle case di accompagnamento, di accoglimento, di accoglienza dei morenti. Madre Teresa gli chiede: ma quante ore preghi al giorno? E questo seminarista rimane colpito e dice: ma pensavo mi chiedesse che cosa so fare, quanto mi so impegnare con i poveri. E dice: guarda, fare le cose le sanno fare tutti, ma tutti noi siamo dei piccoli e solo nella preghiera riusciamo ad essere collaboratori di Dio. Quante ore preghi al giorno? E credo che questo dica qualcosa di importante. Ultima domanda al dottor Manfredini. Abbiamo visto anche da questi racconti che insomma c'è un coinvolgimento da parte anche del personale medico, e mi veniva da chiedere appunto quanto deve essere coinvolto un medico. C'è un confine oltre il quale magari si rischia di portare a casa anche la vicenda del sofferente? O va bene così, ecco, è giusto anche. Faccio sempre l'esempio dei ricci di Schopenhauer, no? È un esempio relativamente stupido, ma lo capiscono tutti, no? Ci sono due ricci che hanno freddo. Allora cosa fanno? Si avvicinano l'un l'altro per tenersi caldo, e avvicinandosi gli aculei si pungono reciprocamente. Allora si allontanano, allora allontanandosi sentono freddo. Ecco, questa è diciamo, la giusta dimensione. Non esiste una giusta dimensione, esiste una dimensione che ti permette da una parte di essere professionale, ma anche dall'altra parte quella di essere empatico col paziente. Quindi non essere all'interno della sua sciagura, ma capire quello che prova lui nella sua sciagura. Vi parlo di sciagura nel senso nella sua sofferenza, quindi avere l'esperienza della sofferenza senza farsi coinvolgere. Un altro esempio è quello di entrare nelle sabbie mobili ma non entrarci completamente, perché se ci entro completamente non sono d'aiuto per l'altra persona, no? Quindi allungo la mano ma rimango al di fuori. D'altra parte abbiamo parlato tutta la sera di cure palliative, il patrono delle cure palliative è San Martino. San Martino, che è colui che dona metà del suo mantello, non lo dona tutto, dona metà del suo mantello, quindi avvolge il povero, avvolge il malato, ma comunque si lascia una parte di mantello, perché è quello che lo protegge, quello che lo protegge nei confronti della persona che assiste, ma lo protegge e gli permette di andare avanti. Bene, grazie. Allora, visto che siamo in conclusione, ricordiamo la giornata mondiale del malato, l'11 febbraio di quest'anno sarà celebrato in modo solenne a Calcutta in India. Per quanto riguarda il nostro territorio, Don Mario, quale sarà invece l'appuntamento, dove si terrà? Abbiamo l'occasione di celebrare insieme la giornata del malato con celebrazione insieme col Vescovo, domenica 10 alle 15:30 in cattedrale, invitando le persone, i malati, perché è un momento di preghiera insieme, è proprio il fondamento poi del trovare il volto di Dio tenero e
è vicino, chi si occupa degli ammalati e chi ha a che fare con la salute, con la malattia, quindi direi tutti. E quindi c'è un invito aperto, ecco, alle 3:30 in cattedrale domenica pomeriggio. Ne parleremo naturalmente anche noi nel corso dei telegiornali. Vi ringrazio di essere stati con noi, di averci portato la vostra testimonianza, la vostra esperienza, Don Mario Cagna, Giorgia Gollo e Luca Manfredini. Con il Direttamente Su ci ritroviamo lunedì prossimo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.